Ciao a tutti, siamo qui con Giorgia Gatto, che è una blogger e in particolare è un instant booker, cioè lei attraverso il suo profilo Instagram pubblica e condivide tutte le recensioni e commenti sui tantissimi libri che legge. Sì. E lei dalla prima edizione del premio letterario Prunola ha fatto parte della giuria, ma con un ruolo anche molto impegnativo, cioè occupandosi della scrematura iniziale. Com'è andata quest'anno? Guarda, ogni anno è impegnativo a sé. Quest'anno sono arrivati parecchi manoscritti e hanno spaziato rispetto agli anni precedenti per più tematiche. Cioè ogni anno ti posso dire c'è stata una tematica che l'ha fatta da padrone, vuoi perché era il libro che andava di più al momento o la tematica che era più bollente dal punto di vista letterario. Quest'anno invece è stato estremamente vario perché hanno vagliato più tematiche del sociale rispetto agli anni precedenti. Quindi è stato anche ancora più difficile forse valutare quando i generi sono diversi. Sì, ma è stato anche parecchio interessante vedere le sfaccettature diverse, quindi hanno dato un panorama molto più ampio, Molto ecco. più ampio. Sì. E quindi in questo panorama così variegato ci sono state anche delle piacevoli sorprese? Hai trovato qualcosa che non ti saresti mai aspettata di incontrare? Ti dirò anche di sì, perché comunque ci sono stati molti autori più giovani rispetto agli anni precedenti, anche nella sezione edita, cosa che non mi aspettavo, perché di solito nella sezione edita sono molto più anziani quelli che inviano. Invece quest'anno ci sono state molte proposte giovani, cioè, e quindi è anche un piacere perché vuol dire che sta cambiando il trend. E quindi i giovani si avvicinano alla scrittura. Sì, mi piacerebbe si avvicinassero anche alla lettura, sinceramente. Eh sì, anche perché il 60% degli italiani sembra che in base alle statistiche non legga nemmeno un libro all'anno. E invece tu, Giorgia, quanti ne leggi? Soprattutto visto che è chiaro che facendo l'instant booker ne leggi molti, come è nata questa passione per la scrittura? Allora, ti dico, io ne leggo più di un centinaio l'anno. Decina più, decina meno, in base anche ai periodi, perché ci sono dei periodi in cui escono più titoli e periodi in cui non escono. La passione è nata cioè già da piccola, perché io credo che ti indirizzino a leggere. C'è una predisposizione fisica ovviamente, perché ti deve piacere, però c'è anche una predisposizione ambientale, quindi gente che ti porta a leggere e poi tu continuerai ovviamente a leggere. Purtroppo ho visto nel trend degli ultimi anni che gli italiani leggono sempre meno e la fascia d'età più critica è quella tra i 16 e il 21. Sì. Perché fai altro, hai altri interessi, fai altro, ecco. La scrittura, ma il premio Prunola punta proprio a questo, sì, anche attraverso la sua sezione dedicata ai giovani. Sì. E tu che probabilmente conosci anche altri premi, vedi una caratteristica di questo concorso e ci sono dei suggerimenti che vorresti dare agli organizzatori del premio Prunola, quindi Andrea Trali di Pan Edizione, Alessandro Coppo Dentro Centro, per le prossime edizioni? Allora, ogni premio letterario è a sé. Ci sono i premi più famosi, quelli più blasonati ovviamente, che hanno budget diversi, vuoi il premio Strega, vuoi il premio Campiello, hanno una storia diversa e hanno comunque un bacino d'utenza completamente diverso. E ci sono anche premi letterari che sono strutturati per la narrativa non di genere, oltre che per quella di genere. Io preferisco quella di genere rispetto alla narrativa pura, anche se il premio Prunola si basa solo per narrativa non di genere. Il bello sarebbe riuscire ad ampliare, quindi fare più sezioni, quindi non solo la sezione giovani, ma anche tipo una sezione storica. Però partendo dall'inizio abbiamo deciso di scegliere un genere che era più alla portata di tutti. Sì, infatti il premio adesso è alla sua terza edizione e già sta crescendo, quindi... Sì. È stata aggiunta la sezione ragazzi l'anno scorso, la sezione poesia, anche la sezione poesia quest'anno, quindi comunque
si sta ampliando. La mia speranza è che si amplia un po' a tutti i generi, e quindi ovviamente. inizieremo a lavorarci per la prossima Per l'anno edizione, prossimo, per speriamo. l'anno prossimo. E bene, e anche una domanda che ti farei è sia quest'anno che nelle edizioni precedenti, hai già dalla prima scrematura, hai già avuto la sensazione sempre di quello che avrebbe potuto essere il vincitore nella sezione edita e inedita? O la giuria ha scombinato i tuoi... No, di media comunque quello che penso che sia il vincitore di media lo è. Lo è. Perché vuoi per una capacità di scrittura, vuoi perché il romanzo è strutturato meglio degli altri, il vincitore lo vedi, cioè vedi proprio la differenza da tutti a quello che emerge, perché il romanzo è più fresco, scorre meglio e quindi te ne rendi conto. Cioè il dubbio viene quando siamo tipo sulle menzioni d'onore, il secondo e il terzo classificato, ma il primo di solito è sicuro, sì, è quello, sì, inevitabilmente. Bene. E quindi con Giorgia ci troveremo il 7 aprile, probabilmente lei i suoi vincitori già li ha in testa, ovviamente non ce li può anticipare, ma li scopriremo insieme alla cerimonia di premiazione il 7 aprile appunto al Teatro Accademico.